Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Giovanni Fais è sempre stato vicino alla Taste of Sardinia, ma un'esperienza lunghissima. Andiamo nella notte dei tempi, quando è cominciato a affrontare la ristorazione, ma tutto ciò che è sempre stato la promozione anche a livello locale, ma è sempre stata la tua passione. Oggi diciamo così, un incontro e un momento abbastanza importante. Sì, credo che tu abbia ragione. Diciamo che sperando anche che non sia la conclusione, che ci sia un proseguo e che questo proseguo porti a far conoscere, diciamo, le nostre peculiarità sempre in maniera più larga, sempre in maniera più giusta per avere ricadute economiche delle quali abbiamo comunque sempre bisogno. Oggi è un connubio tra le tecnologie, perché presentare, registrare, portare, creare dei filmati che poi se ne andranno in giro per l'Europa, possiamo anche allargarci, dire per il mondo, per portare a conoscenza le nostre peculiarità. Ma questo connubio, quello che mi piace di questo connubio è che si parte dal piccolo passaparola dell'isola che poi viene spatriato attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione ultramoderni. Certo, è vero, oggi diciamo che sono tanti i sistemi per diffondere, diciamo, le nostre peculiarità, il nostro passato, il nostro presente, ma soprattutto dobbiamo mirare anche al nostro futuro ed ecco perché abbiamo bisogno di fare sistema, di creare sistema per portare avanti questo discorso. Qui oggi mi pare che ci sia una concreta collaborazione da parte, sentivo parlare delle donne del vino, delle donne del turismo esperienziale, del turismo religioso, dell'olio, del vino, delle bollicine, del cappero, insomma è un gran passo. In tutto questo la Regione ha dato un suo contributo? Sì, la Regione è presente, la Regione sta facendo degli sforzi notevoli e diciamo a dimostrazione di questo è il miglioramento anche turisticamente parlando degli ultimi anni, ha fatto veramente passi da giganti in avanti. Quindi l'appuntamento è fra anche l'anno prossimo, sempre qui. Certamente, certamente, speriamo che ciò sia possibile e penso che abbiamo bisogno non solo diciamo, di quelli che lavorano in prima linea, ma di tutte quelle aziende e istituzioni e operatori locali di raggrupparsi, di mettersi insieme per raggiungere lo stesso scopo che è comune. L'unione fa la forza. Certo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.